affascinante intreccio di terre e acque, isole e penisole dove il Po incontra l'Adriatico. Patrimonio dell'umanità UNESCO, il Parco del Delta del Po è un mondo di magico silenzio, dove vivono centinaia di piante e animali introvabili altrove. La parte veneta del parco è denominata Polesine, ovvero territorio compreso tra i due rami di un fiume. Ed è nel basso Polesine che il grande fiume forma il suo delta e crea una delle più interessanti zone umide dell'intera area mediterranea, racchiudendo ecosistemi diversi di valle, di mare, di fiume e di laguna. Gli spazi in questa miscela di acqua e terra, di cielo e mare, sono sconfinati. È in questo luogo incontaminato che si trova il villaggio Barricata, meta ideale per una vacanza a tutta natura e punto di partenza di numerosi itinerari naturalistici. Per chi ama la natura e vuole viverla non rinunciando alle comodità, Villaggio Barricata mette a disposizione diverse soluzioni abitative. Intimi chalet, cottage ampi e ben curati, bungalow e un'area campeggio attrezzata per andare incontro ad ogni esigenza. A riempire le giornate dei più sportivi, un'ampia gamma di strutture tra tennis, basket, palestra, pallavolo e beach volley. Pause all'insegna del relax e del benessere invece nell'area wellness con vasche idromassaggio. Mentre i bambini sono al centro della vacanza grazie ad animazioni, giochi e sport. Uno staff di oltre 100 animatori multilingue allieta il soggiorno di grandi e piccoli, di giorno come di sera, con spettacoli, piano bar, karaoke e feste a tema. Ma è la sua collocazione all'interno del Parco Naturale del Delta del Po che rende il villaggio ancor più unico e un ottimo punto di partenza per andare alla scoperta del parco, all'insegna di una vacanza slow. Per entrare appieno nella natura sono a disposizione degli ospiti biciclette, canoe, barche e cavalli. Così, cavalcando sulle spiagge di sabbia fine e dorata, pedalando lungo le strade arginali, scivolando in barca o in canoa tra i canneti, o infine camminando sulle spiagge deserte in compagnia dei gabbiani, ci si può perdere nei colori e suoni della natura, per abbandonarsi poi ai piaceri di una variegata offerta culinaria di specialità locali.